Si celebra oggi, il 21 settembre 2014, la giornata nazionale SLA. Sì, siamo qua con questo stand più che altro per sensibilizzare la cittadinanza agrigentina e per parlare dei tanti ammalati SLA che ne sono affetti. Agrigento conta 10 ammalati SLA. Questi ammalati vivono dentro le quattro mura domestiche, si sentono abbandonati. Alcuni chiedono pure di morire pur di non pesare sui propri familiari. Questi familiari assistono, fanno assistenza H24, alcuni addirittura si danno cambi per poter uscire e adempiere, diciamo, quello che c'è bisogno in una casa, fare la spesa, vestirsi e così via. Io mi chiedo, a tutt'oggi ancora non c'è un'assistenza H24, che non è giusto che a farsene carico siano proprio i familiari. A essere qua oggi siamo noi che abbiamo conosciuto la malattia e c'è chi la conosce. Io l'ho conosciuta tramite mio marito, oggi non c'è più. E devo dire che tante famiglie sono coinvolte, tante famiglie vivono questo dramma, tante famiglie piangono, sono disperate, sono sole, si sentono abbandonate, ma più di tutte a farne le spese con questa malattia sono gli ammalati. Si sente spesso dire che arrivano aiuti, ma gli aiuti non sono mai necessari e non adempiono mai l'aiuto vero e proprio. Sono ammalati che, essendo impossibilitati e imprigionati in questa brutta malattia, hanno bisogno di tanto sostegno. E attraverso questa giornata di oggi di sensibilizzazione e informazione cosa chiedete? Io chiedo al comune di appartenenza e agli organi competenti locali che possano avere con loro e tramite questi ammalati appunto una rete di solidarietà, creare questa rete affinché regalino sorrisi e speranza a questi ammalati e alle loro famiglie.